La realizzazione della ZLS Venezia Rodigino è un passo con prospettive da capogiro. Investimenti economici per 2 miliardi e mezzo di euro, 177.000 nuovi posti di lavoro, incremento dell'export del 40% e dell'8,5% del traffico portuale. Un rilancio straordinario che necessita la piena operatività da subito della zona logistica semplificata Porto di Venezia Rodigino. Nei momenti di difficoltà noi abbiamo due possibilità, o piangere o risollevarci. Noi ci vogliamo risollevare giocando in attacco, continuando il nostro lavoro, non cambia, siamo andati a Francoforte, siamo andati a Dubai, andremo a Londra, andremo a New York e rappresenteremo un tessuto produttivo in un territorio forte. Non dimentichiamoci che l'economia mondiale sta crescendo, gli Stati Uniti hanno una forte inflazione per la troppa crescita, perciò il mercato va avanti e corre. L'economia potrebbe correre parecchio anche qui, agevolazioni statali e regionali, semplificazioni amministrative e burocratiche, condizioni creditizie favorevoli e l'istituzione di una zona franca interclusa dovrebbero calamitare l'interesse e gli investimenti delle aziende. E qui abbiamo messo di fatto delle strutture che possono aiutare a ricevere imprese nuove. Questo è quello che dobbiamo fare noi, far sì che qui arrivino imprese, investano, e quindi questo significa lavoro, significa innovazione, ricerca, sviluppo, significa futuro per il nostro territorio. Noi dobbiamo far sintesi, dobbiamo fare marketing territoriale, dobbiamo portare il mondo a Marghera e il mondo nel Polesine. Serve l'aiuto di tutti. Ad oggi il lavoro grosso l'ha fatto la Regione, da oggi in poi dobbiamo farlo tutti assieme. La ZLS rappresenta soprattutto una grossa opportunità per il sistema portuale veneziano, ma la firma del decreto che l'ha istituita da parte del ministro uscente Mara Carfagna non è la conclusione di un percorso che per essere operativo necessita ancora dei decreti attuativi e quindi di un impegno a tutti i livelli. Che dobbiamo prendere in mano tutta Porto Marghera, non c'è soltanto adesso la ZLS, ci dà la possibilità di poter pensare a tutte le aree che non sono state ancora bonificate, ai progetti industriali che ancora non arrivano chiari, alle dismissioni che devono essere completate non solo come chiusure ma anche come smantellamenti di impianti, e poi i famosi marginamenti che non sono stati fatti, i soldi che ci sono non vengono spesi, insomma c'è davvero tanto da fare.